certamente noi siamo pronti. Gian Antonio Vardaniga fa il punto sul restauro del ponte e si dice pronto a imprimere un'accelerata ai lavori, ma spiega anche le criticità in cui quei lavori di restauro del ponte Palladiano si sono imbattuti. Non è che siamo fermi perché non sappiamo cosa fare o perché non c'è un'idea di come andare avanti. Sono emerse delle situazioni, delle criticità che sono figlie di alcune problematiche che sono sull'impalcato, che sono sui pali che sono inseriti in alveo in calcestruzzo, che hanno fatto sì che ci siano appunto delle problematiche che vanno risolte e condivise con l'ente, e lo stiamo facendo. Nello specifico, le difficoltà contingenti sono legate al posizionamento dei pali in cemento armato, piloni su cui basa la struttura in legno. Per queste criticità, sia sul sollevamento e sia per il proseguo dei lavori con l'inserimento delle travi di piano sulle stillate, si è pensato di poter ritornare alla soluzione Bailey, cioè sollevamento dall'alto, che però anche questa in questo momento ha delle problematiche da risolvere sugli appoggi su cui deve poggiare. Ora a tornare in campo è dunque anche l'ipotesi Ponte Bailey inserita nel progetto di restauro iniziale. Noi in questi mesi abbiamo sempre lavorato, proposto, abbiamo dato delle soluzioni, il progetto della trave per esempio inox è stato già da noi presentato e adeguato, diciamo, a quelli che sono i posizionamenti appunto attuali dei pali dove si poggia tutto quanto il ponte, che sono diversi da quelli che erano previsti in quanto in posizione asimmetrica e disordinata rispetto a quella lineare che si prevedeva inizialmente.